Una manifestazione pacifica per chiedere specifici interventi al governo. I prezzi delle materie prime agricole aumentano, i costi dell'energia sono alle stelle e i mutamenti climatici fanno il resto. Una situazione ormai ingestibile per le aziende agricole che hanno deciso di manifestare davanti alla prefettura di Padova per far sentire la voce di tutta la categoria. Chiediamo interventi straordinari, contributi importanti alle aziende agricole che hanno avuto aumenti anche superiori al 200% per i costi di produzione, quindi interventi mirati soprattutto sulla zootecnia e sui seminativi che hanno avuto aumenti incredibili, aumentando il 200% il costo di produzione, mettendo a ginocchio le nostre aziende agricole. Dobbiamo dare spazio alle nostre aziende per la sopravvivenza, ma soprattutto per dare la possibilità loro della produzione del settore agricolo, prodotto di qualità e prodotto salubre, quindi questo è l'elemento importante che noi oggi chiediamo al governo, interventi straordinari su questo settore oggi in grosse difficoltà. Occasione per il presidente di CIA Veneto, Gianmichele Passarini, per consegnare in prefettura un documento con tutte le richieste degli agricoltori che continuano ad attraversare momenti difficili. Prima la pandemia, ora la crisi internazionale, il rischio di mettere a repentaglio la sostenibilità dell'intera filiera. Abbiamo dei settori oggi che rischiano addirittura la chiusura, pensiamo alle nostre aziende zootecniche, pensiamo a quelli che producono latte che è mesi e mesi che non vengono remunerati a fronte di una speculazione dei prezzi, dei costi energetici, dei costi delle materie prime che li sta in maniera particolare aggredendo. E quindi oggi questo è un momento in cui al prefetto consegniamo un nostro documento nella quale elenchiamo tutta una serie di proposte di intervento, ma di fare soprattutto in fretta perché non abbiamo più tempo di aspettare. Pensiamo che l'energia elettrica è aumentata del 250%, il gas del 350%, il gasolio è raddoppiato, i mezzi tecnici che siano nitrato d'ammonio piuttosto che urea sono triplicati e questa è la prima fase che mette in difficoltà anche la programmazione agronomica. Dopodiché arriva tutto quello che c'è il problema della ripartizione del reddito all'interno della filiera che oggi non avviene. Paradossalmente i prezzi aumentano allo scaffale ma non vengono retrocessi alla produzione. Tutta quella filiera che oggi si contraddistingue e porta nelle tavole dei nostri italiani prodotti di altissima qualità e di eccellenza. A pagarne gli effetti in maniera drammatica è soprattutto il settore della zootecnia, poiché fino a poco più di un mese fa la metà del fabbisogno di mais, frumento, semola e crusca utili come mangimi da destinare ai capi proveniva dall'Ucraina e dall'Ungheria, importazioni venute meno dallo scoppio della guerra. Nell'ultimo periodo stiamo riscontrando difficoltà nel reperimento delle materie prime per l'alimentazione dei bovini e un aumento molto importante nell'ordine del 30-40% del prezzo dei cereali, delle materie prime e anche di tutto il comparto energetico. Il mais è passato da 25 euro al quintale a 45 euro al quintale, il frumento da 32 a 40 euro e poi l'orzo dai 28 euro a oltre 40 euro al quintale. E questa crisi umanitaria, sociale e anche economica ha fatto altro che mettere ancora di più in evidenza le crisi di un settore che purtroppo vive di stagionalità e ogni qualvolta c'è un momento di crisi ne risente sempre di più. Le prospettive ad oggi non sono delle più rosee, quindi siamo qui per fare in modo che qualcuno ci ascolti e inizi sicuramente a darci una mano.